Mentre Venezia si è svegliata all'asciutto grazie al Mose che questa volta è stato attivato per tempo, non si spengono le polemiche su quanto accaduto domenica. E come il sindaco Brugnaro, anche il presidente Zaia ribadisce che la gestione dell'opera dovrebbe essere del primo cittadino. L'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione del Mose e sono stato letteralmente ignorato da tutti, no? A me sembrava che l'unica roba da dire il giorno che si inaugura il Mose sia quella di capire chi lo gestisca. E quel giorno ho detto, guardate, secondo me, che sono un autonomista impenitente, cioè il guardiano del territorio è il sindaco di Venezia, è inutile che stiamo qua tanto a menarla con tanti bei discorsi. Uno che vive lì, che ha i piedi, che appena c'è l'umidità se la sente sui piedi, perché vive come i cittadini, cioè nel senso che il governo della laguna deve essere dato al sindaco. Il governatore ribadisce un altro aspetto toccato già più volte. Se una previsione si avvicina al picco che prevede l'innalzamento, bisognerebbe valutarla con serietà. Le previsioni meteo che ci davano i nostri uffici erano disastrose negli ultimi 4-5 giorni. Quindi sapete ragionare di 5 cm, 125 a 130, un colpo di vento un attimo. Nel regolamento del tavolo tecnico che gestisce il Mose sarebbe tra l'altro previsto che in caso di una differenza di 5 cm venisse attivato. Intanto per ora rimarrà sollevato. Il picco previsto per la giornata di giovedì alle 8 è infatti di 135 cm. Per venerdì e sabato invece rispettivamente alle 7,55 e 8,35 si prevedono punte massime di 140.